ma che io gli dissi via, i morti, stava via tanto bene, logicamente, no? Perché non le fai entrare? Ok, aspetta, quando arriva dentro tutti, qui che avanza. Voleva affossare il Veneto, i Gagafani, basta, bravissimi. Sto qui a Palermo qua. Che a tagliare gli ulivi a Giuliano. Ma tu fai il link del tuo? Tu ti fai il link del tuo, non si lo vedono. Mario! C'è un problema. Nella sala dello stadio, per sicurezza ci stanno centinaia di persone. Beh, ci mettiamo nel cortile, se vuole, qua nel cortile. No, perché di sopra c'è questo problema. Ma in cortile? Quanti siamo? Siamo più di 100, no? Sì. Allora anche su questo la questura se la compra. Là in fondo ci sono delle persone che stanno entrando per altre cose. Sì, beh, ma se lei... Se ci mettiamo anche qua per noi... Magari viene lasciato un varco. La strada è il nostro territorio, il sindaco. Lasciamo un varco per chi deve entrare. Certo. Allora facciamo così, meglio che ci mettiamo. Sì. Finalmente che ha deciso. Pietro, avvisa la redazione Sì. che noi stiamo trasmettendo su Facebook in diretta. Che lo dicano. Sulle mie misate, non so se cercassero, e andassero loro alla conferenza stampa di Vicenza Calcio, Coffee Company, loro due. Che volevano andare lì, però appunto aiuto. Sto uscito io oppure su quello della società così dove andare a sapere. E atrás, Sono collegato un sacco. caricarla di Che manca per oltre la disgrazia di Scheggia, c'è un'altra popata. No, ormai la città non va più soldi, no? Dare soldo Sì, perché non c'è da fare più qua. questi soldi fregati. Sono anni che andiamo avanti da soli. Nessuno ci aiuta. È bello fregare i poveri qua. Anche bugie, manco degli guarda, zingari in casa, li avete disposti, questi sono da integrare, e la porta via tutto, scassare la porta, C'è bisogno. e con i figli poi la devo ero per 2 mesi presentata con pasta Insieme ai colleghi. Il fatto è che loro credono Il fatto è che loro crederò andare sul governo in questo genere che ci ha distrutto e sarà sempre peggio. La democrazia sarà sempre peggio. Mi dispiace per il suo partito. Basta Veneti Polimponi, Questo è il concetto. stiamo basta. Forza, uone! Siamo tutelati in niente. Perché siamo mia tutti qua. Ci stiamo tutti, ci stiamo tutti. Forza signori, andiamo avanti. Qua ma adesso ora? Non si sa? Ho sentito lui come parla. Lui Prima ci ha rubato la banca, adesso lo Stato ci contratta anche lui. Non ci tutela. Meglio a intesa. Buone! Noi Se si mette sui gradini vediamo tutti, fa la cortesia.
Ma il microfono. Silenzio! Per favore, silenzio! Adesso cerchiamo di stare un attimo in silenzio così riusciamo a parlarci, se no non serve a niente. Io sono arrivato un po' in ritardo perché purtroppo stamattina c'era un funerale di quella signora che... Banca Popolare. No. Abbiamo rispetto. Di quella signora che purtroppo se n'è andata da una grande disgrazia. Comunque, sono qua. Mi avevate detto che avevate intenzione di parlare con me, sindaco, e attraverso me immagino con tutti i sindaci quantomeno della nostra provincia. A Roma c'è un decreto legge che voi considerate un'ingiustizia. Un attimo! Sindaco, c'è un decreto legge incostituzionale. Bravo! Silenzio! Adesso, a te a parlare! però dopo man mano c'è un po' la possibilità di interloquire. C'è questo decreto legge che è là, mi pare alla Camera e poi successivamente al Senato. Quindi l'elemento decisorio è il Parlamento. Immagino che questa dimostrazione, come altre, dovrebbero servire a far arrivare la voce a chi poi deve decidere se convertire questo decreto in legge o no. Ora avrei piacere però, più che sia io a dire che cosa, che qualcuno di voi esprimesse alcune richieste, e in qualche modo, per quanto mi sarà possibile, cercherò di farle arrivare ovviamente nei luoghi dove si stanno prendendo le decisioni. Allora io avrei piacere di avere 2 o 3 di voi che interloquiscono, che dicono, dopodiché dirò io alcune cose e vediamo come possiamo concludere questo incontro. Sindaco, mi permetta, io se posso parlare per Sì. Gentili che siete. Non sono così. No, ma sa perché vengo lì? Solo perché le TV ci devono parlare, se no qua. Solo perché te ne informei. Le televisioni e i mezzi sono importanti perché diffondono... Sì, se dicono tutto sì. Allora, Monta insieme, no, perché... No, se lei scende, no. Vai. Non voglio essere più di lei, ci mancherebbe. Sono un esposto. Questura, Dai, grazie. Il sostegno dalla questura ci sta sempre. Allora, noi non chiediamo miracoli, signor Sindaco. Lei già in un'altra riunione ci ha promesso di portare le nostre istanze nei palazzi che contano, no? Noi riteniamo che questo sia un palazzo che conta per la città, per la provincia e per tutti i nostri cittadini. La nostra richiesta è questa, almeno per quanto mi riguarda. Lei ha detto bene, questo decreto è un omicidio dei diritti dei cittadini che lei ha qua davanti, risparmiatori. Perché? Perché ci impedisce per decreto di far causa a una banca dopo che si è scoperto in tribunale avevamo ragione. Più sentenze ci hanno dato ragione, cominciavamo ad avere ragione in tribunale a Verona e in altri tribunali. A un certo punto è arrivato il colpo di spugna da parte del Consiglio dei Ministri che ci cancella per decreto il diritto di far causa a una banca che ci ha sottratto i risparmi. Questa è una cosa per noi inaccettabile. Oltretutto l'unica alternativa che ci resta è di insinuarci al passivo di una banca, cioè chiedere briciole a una banca che cede immobili, opere d'arte e attività a un'altra banca ad €1. Ennesima presa per i fondelli di una città, di un territorio, dei cittadini che hanno dei diritti che in questo caso vengono negati per decreto.
Noi le chiediamo nessun miracolo. Noi le chiediamo una cosa piccola ma molto importante. Questo decreto ci cancellerà come ci ha cancellato la SPA. La SPA ci ha cancellato in parte, questo ci cancellerà del tutto dai libri costituzionali, dai libri civili che prevedono la possibilità per noi di rifarci. Questo per noi viene cancellato. Bene. Noi le chiediamo, in qualità di primo cittadino, di cittadino più rappresentativo del territorio, di responsabile della provincia, di presidente della provincia e delle province italiane, le chiediamo di scrivere al suo partito, al suo governo, al nostro governo e ai suoi rappresentanti alla Camera che oggi vedono arrivare questo decreto, le chiediamo di scrivere che i suoi cittadini non vogliono, per i motivi che le ho appena esposto, che questo decreto venga votato. Delle alternative ci sono, come le ho portato e lei ce le ha protocollate le alternative alla SPA, e quella volta lei mi disse avevate ragione. Bene, adesso non possiamo più accettare avevamo ragione, adesso è il momento di agire, perché io non posso pensare che l'unica cosa che possa partorire questa città siano le proposte come quelle che ho letto nel giornale da qualche piccolo politico, perché si è definito lui così, al telefono con me e ho la telefonata. L'unica alternativa è che la città possa avere una sedia ad €1 da Banca Intesa. No. Questi sono dei cerotti messi ad un cancro nazionale. Noi vogliamo che lei prenda questa responsabilità, che scriva al suo partito e che si assuma questa responsabilità di scrivere lei per conto nostro, visto che conta di più, ai suoi rappresentanti a Roma del PD, che questo parto da parte del Consiglio dei Ministri è un aborto che noi rifiutiamo. Bravo! Bravo! Noi non possiamo e non vogliamo essere cancellati per decreto. E se saremo costretti, ritorneremo qua e poi scenderemo anche a Roma. Se ci costringerete, diventeremo meno responsabili di oggi. Se ci costringerete, nessuna opzione per noi diventa esclusa, ricordatevelo. Bene. Eccolo lì, guardi. Zio. Vogliamo come sindaco. Un attimo che sentiamo parlare al sindaco. Allora, signor sindaco, io Signor sindaco, io a differenza del presidente Ugone non ho nulla da chiederle. Io le dico una cosa sola. Questa settimana vota la politica, è vero? In primavera votiamo noi. I politici che faranno passare, silenzio, questo decreto così com'è, hanno le valigie già pronte, restano a casa alle politiche. È inutile che spendano soldi per la campagna elettorale, perché noi truffati, perché noi truffati delle popolari venete siamo 215.000, però sindaco si scrive 215.000, si legge 1 milione di voti, d'accordo? E in Italia i truffati sono 500.000 e 500.000 vuol dire 2 milioni e mezzo di voti, più tutti quelli che hanno capito che stiamo subendo la dittatura finanziaria delle banche, perché questo è il governo dei banchieri. Bravo! altri, oppure questi due interventi hanno sintetizzato le richieste. Un attimo, c'è una mano alzata. Fate un attimo. Io dico una cosa sola: c'è molta più energia qui oggi che in quello che ho visto negli ultimi mesi da parte della classe politica e della classe dirigente. C'è molta più energia
qui non si tratta di pericolosi, non pericolosi, qui si tratta di persone, non cose. Qui si tratta di popolo, non cose. E stiamo trattando le persone peggio di qualsiasi altro escremento in giro per il mondo. Non è possibile! Non è possibile! Rendetevi conto che qui stiamo giocando con famiglie, imprese, territorio. Vogliamo metterci in mezzo anche la classe politica? Certo, perché ve la state giocando voi! Ve la state giocando voi la classe politica! Questo risparmiatori, non speculatori. C'è una signora, un attimo. Si definisce il sindaco dei deboli, la maggior parte dei deboli, sta vicino alle persone che hanno... Non l'ho mai detto, ma comunque... Mai detto, vedo che è molto attento. Certo. Ecco, cerca. Molti degli azionisti della Banca Popolare non sono persone, anzi quasi tutti, sono cittadini normali, sono cittadini che hanno impegnato per fiducia nei confronti di una banca del territorio i loro risparmi. Molti sono anziani, per cui qui vede delle persone, ma molte non possono esserci perché si muovono solo se accompagnate dei figli e sfortunatamente, visto anche il periodo storico, molte persone non possono prendersi dei tempi per seguire queste cose. È importante che i cittadini sentano il sindaco dalla loro parte, sentano che non si è abbandonati, perché è importante tante cose, però questa è una cosa fondamentale. Molti gli anziani si sentono abbandonati, si sentono fregati. Oltretutto una banca che non ha dimostrato di essere onesta fino in fondo. Io ho accompagnato mio padre in banca, il direttore di banca, quando ho sentito che non ero lì con mio padre, ero lì per chiedere informazioni, ho detto: papà, se sei sicuro, se sei tranquillo, accetta pure la transazione, l'importante è che tu vivi bene. La chiusura di questo colloquio col direttore è stata: ma signora, non sono fatti suoi. È una cosa che mi ha convinto, che mi ha fatto convincere mio padre a non accettare la transazione. Allora vuol dire che si è lavorato in maniera disonesta. Questa ne è la conferma. Ok. C'è un'altra. Un attimo. C'è un'altra signora. C'è un'altra signora. Mi sono arrivate 3 lettere. In queste 3 lettere, come inizio: caro cliente, io non ho scelto la Banca Intesa, quindi non mi sento tutelata e tanto meno, diciamo così, desidero avere a che fare con la Banca Intesa. L'ho vissuta come una... sì, così. L'ho vissuta. La signora ha appena fronte. detto che ha ricevuto una lettera da Banca Intesa e Banca Intesa ha detto: cara cliente, lei ha detto: per la verità io non ho scelto Banca Intesa. E noi chiuderemo i conti. Bravo! Questo ha detto la signora. Bon, allora se non ci sono... Scusate, no, l'ultima cosa. non avevo visto che lei era... Noi la lettera che lei scrive vogliamo vederla, se la troviamo. Abbia il coraggio di difenderci. Allora, Abbia il coraggio di difenderci, però. Non sono parole. E non sono un praticante cattolico, ma Don Enrico, che è Don Torta, e il patriarca di Venezia ci hanno dato sempre ragione, e il patriarca di Venezia continua a dire ai risparmiatori: chi ha risparmiato legalmente e civilmente, perché ci sono anche quelli che hanno risparmiato in maniera diversa, è giusto riconoscere quello che avevano. In qualche maniera su questo decreto secondo me si può trovare gli aumenti di capitale si può trovare, come hanno trovato tutto da collimare. Cambiamo questo, €1 va bene, i palazzi passano di qua, i cose passano di là,
mi è arrivata anche a casa mia una scritta di Banca Intesa: caro cliente, siamo felici di averlo, e cose di questo genere. Non ho avuto il tempo né di scrivere né di parlare, però io dico che è quasi impossibile che succedano queste cose. I miei risparmi, ho parlato con quelli delle banche, non con un signore che vendeva i tappeti per la strada. Sono andato, quando mi dicono che sono stato incauto e che ho godito anche, e lo dico e che mi denunci pure, al Mona de Baretta che mi dice che sono stato speculatore. Bravo. Baretta è il mio concittadino, ma non ha capito un cavolo, ecco, non è giusto che si vada avanti con gli equivoci. Io non sono andato lungo la strada, lungo il marciapiede da dove comprare, sono andato dentro in una banca dove c'erano delle persone che mi hanno suggerito una cosa piuttosto che un'altra. Non sono andato da un idraulico o al supermercato. Al supermercato, se compro mezzo chilo di pasta, sono responsabili di quello che ha. Solo le banche non sono responsabili di quello che fanno. Non è possibile. Una cosa solo vorrei dire. A parte che l'investimento azionisti era di una banca cooperativa, poi sempre per le leggi dei nostri illustri politici è diventata SPA per azioni, poi non è bastato, vabbè, cambiato ancora. Adesso questo decreto fatto da Intesa San Paolo, perché l'ha stesa a lui, l'ha proposta ai nostri politici, perché abbiamo fior di laureati a Roma, magari laureati alla Bocconi, ma sarebbero bene mettere magari qualche persona semplice con principi onesti. Brava. Mi pareva che ci fosse un... Chieda cosa ne pensa del decreto lei? Chi l'ha fatto il decreto? Allora, guardate, io non amo fare promesse che poi non si è in grado di mantenere. Allora, vi dico cosa posso fare io e qual è il limite delle cose che posso fare io. Ovviamente io non sono il capo del governo, non sono nemmeno un parlamentare, sono un sindaco. I sindaci sono accanto ai cittadini. Sì. Non è venuto venerdì in piazza. In verità. Mancava venerdì scorso in piazza. Scusate, democrazia, facciamo finire per favore. Allora, poi sì, ma rispondo alla sua domanda. Io ho intenzione, Ugone mi diceva, scriva una lettera al partito di maggioranza, penso io, al Presidente della Camera. C'è un partito di maggioranza che si chiama Partito Democratico, che ha la maggioranza relativa dei parlamenti. Scriva al Partito Democratico. Silenzio! E scriva, immagino io, aggiungo io, al Presidente della Camera e del Senato, dicendo: i cittadini soci di Banca Popolare di Veneto Banca e di Vicenza, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, aspettate perché la cosa è aspettate, che truffati, mi pare questo sia il termine giusto? Lo scriva! E per la verità io sono assolutamente d'accordo su questa parola. Saperlo. Truffati. Ritengo che il decreto legge in discussione sia ingiusto perché annulla qualsiasi diritto o quasi dei soci risparmiatori. Non sono soci quelli che sono stati speculatori,
erano semplicemente soci risparmiatori. Mi chiedete di mandare a Roma questo messaggio, io dico di sì. Vorrei che, oltre che essere firmato da me per dare anche la forza del territorio, fosse firmato anche quantomeno dai 120 sindaci, diciamo, della provincia di Vicenza. Il patriarca di Venezia anche se non lo conosco, ma fa che mettere a firma. No, il patriarca. No, scusate, è importante. Ritengo però che sia assolutamente utile, questo dalla mia esperienza, che al di là di lettere e letterine ci sia un incontro con il governo e con i capigruppo alla Camera e al Senato da farsi a Roma, perché le lettere, cosa volete? Le lettere. Allora, io penso che siccome questo decreto, rispondo alla domanda, a suo tempo era stata chiesta la trasformazione in SPA e ci avevano detto in assemblea, io ci ho creduto, che era l'unico modo per salvare la banca. Siamo invece arrivati dopo, non so, 20 mesi, non mi ricordo quanto tempo è passato, a una banca che non esiste più per decreto. Questo non era nei patti, questo non è giusto nei confronti dei risparmiatori, questo va rilevato. Quindi anch'io non sono d'accordo sul decreto così come è stato scritto. Non è nemmeno chiaro. Vedo che ci sono alcune proposte, prendiamo i palazzi e non prendiamo i palazzi. Pensate che a me non è ancora chiaro, tra l'altro, le proprietà immobiliari se stanno in capo a Banca Intesa o non stanno in capo a Banca Intesa. Peraltro non lo so, non sarei così sicuro, dobbiamo approfondire anche questo, quindi secondo me tutte queste cose sono ancora molto campate in aria. Questo è quello che io posso fare. Non potete pensare che io, sindaco di Vicenza, possa decidere a nome e per conto del Parlamento. Credo che questo siamo a Roma! Allora, lei è un sindaco del capo presidente dell'Unione Provincia. Certamente. Lei pesa. Farò contare il mio peso, che dite essere molto elevato. In realtà non è esattamente così, però questo è quello che mi avete chiesto. Vediamo di... Sì, certo che non possiamo mica restare qui giorni. Diciamo che questa cosa entro domani l'andiamo a girare ai vari sindaci, perché secondo me, se è corroborata da firme dei primi cittadini, diventa ancora più importante che cosa e come uscire da questa vicenda. Ci sono due strade, anzi 3 strade. Una, non vi ascoltano e non ascoltano il territorio e vanno dritti ad approvare il decreto. Ognuno poi si regolerà di conseguenza. 2, il decreto può essere modificato. 3, il decreto può non essere convertito in legge. Ovviamente, soprattutto la terza delle condizioni, non so quale possa essere poi la conseguenza, perché non è che
non è che possiamo tornare indietro all'anno zero. Anche la non conversione del decreto può avere poi una conseguenza nel fallimento, diciamo. Però se ne tira in chiesa? Io sinceramente preferirei una modifica nel nome della giustizia del decreto. È possibile? Penso sia possibile. Questo è quello che posso fare. Facciamo una scusate, un attimo solo. Se posso rispondere al sindaco, perché la parola se c'è manifestazione a Roma con lei prima lì. Se c'è bisogno. Aspetta. Come presidente della provincia. Se c'è bisogno che nell'incontro a Roma, che possiamo chiedere subito, io e altri sindaci fossimo con voi, io ci sarò. Aspetti, sindaco, aspetti. Fermi qua che non è finita. Attenzione. Allora, noi siamo gente concreta, l'abbiamo sempre dimostrato, lei lo sa, le nostre assemblee è anche cortesemente venuto. A me le parole piacciono, ma la politica è un ente astratto. Allora io, siccome la proposta iniziale era la lettera, ma la lettera non costa nulla se non un po' di inchiostro e un pezzo di carta, siccome poi le parole pesano e in questo mondo ormai, in questo paese soprattutto, le parole non pesano più niente perché oggi diciamo una cosa e domani ne diciamo un'altra, soprattutto nei palazzi della politica, la nostra proposta completa, vista anche le sue parole, quindi mi dà spunto, è questa. Lei scriva per cortesia per quanto riguarda provincia e comune, e lei essendo anche presidente delle province italiane, penso che una sua firma abbia già abbastanza peso senza bisogno di aspettare le firme di 120 sindaci. Va bene. Aspetta, va bene. Non è finita. Dopodiché venire a Roma con noi è un bel gesto che le procura una bella immagine dal punto di vista concreto, è un bel viaggio che lei fa con noi. Io le chiedo ufficialmente questa sede di rendere concrete le sue parole verso il governo. Quindi lei, oltre a scrivere una lettera, io le faccio una proposta, poi lei può modificarla come vuole. Le sue parole per me si devono concretizzare in fatti concreti, perché la politica deve capire che di parole siamo stanchi, ok? E io gliel'ho già detto in un'altra riunione. Io le chiedo ufficialmente che nel caso in cui questo decreto passi e ci annulli, e annulli questa città e i suoi risparmi, di strappare la tessera del PD. Saranno tanti. Pensavo peggio. Aspetti, se vuole anche dimettersi come atto di, tanto manca poco alla fine del mandato. Non è più PD, è dittatura! Allora, siccome io vi ho... Come il culo, datti a fare! Dai, prego, no parole, Siccome quando mi avete invitato, tranne l'ultima volta che non potevo esserci e avevo avvisato, io sono venuto anche nelle vostre assemblee. Non mi pare che ci siano stati tanti amministratori e tanti politici che hanno avuto il coraggio di mostrare la faccia. Quindi io non... Guardate, fra alcuni mesi finirò a fare il sindaco, non devo fare chissà quali carriere, per cui io non ho nessun problema da questo. Non ho nessun problema da questo. Capisco che c'è un'ingiustizia in atto. Questo è l'elemento più grave. C'è un'ingiustizia in atto. Perché va bene salvare il sistema bancario italiano che ha traballato, ma non si può imbrogliare e tagliare sui diritti fondamentali anche di una serie di azionisti e risparmiatori. Questo è lo spirito per il quale allora mi avete detto vale la pena di scrivere in giornata questa lettera, la scrivo, la mando a quelle persone che vi ho detto, i giornali non mi daranno tregua, quindi non c'è problema per farla bene. Lei giornata, signor Sindaco, poi gli altri sindaci gliela manderà per va bene, era per renderla. Voi avete una grande fiducia su me per il mio potere, ma secondo me sbagliate un po'. Comunque, lei che aveva fiducia
già che lei è Banca Popolare. Sì. Adesso che a causa del governo siamo restati a piedi, diciamo, perché dobbiamo continuare a pagare le tasse? Mi scusi. Vabbè, qua è un altro... Facciamo un impegno concreto. Facciamo prendere un impegno concreto. Restiamo sul punto. Io in giornata scrivo questa lettera, ve la faccio vedere e la spedisco. Ma che impegno prende nel concreto? A parte la lettera, se il governo vota quello che lei ha definito un'ingiustizia, come primo cittadino cosa ha intenzione di fare? Vogliamo un atto concreto, a parte la lettera, a parte venire giù con noi a Roma che è solo un posto in più, glielo pago io il biglietto. Ma dico, come atto concreto primo cittadino di protesta verso un governo che vota una legge ingiusta e incostituzionale, lei cosa fa? Strappa la tessera del suo partito, si dimette, cosa fa? È vero. Scusate. Io ho. E dalla politica ha avuto tanto lei. Io faccia qualcosa che per noi. Ho da rispondere a voi in questa assemblea sotto il municipio, ma anche a tante altre questioni. Io l'impegno che prendo è questo. Se il Parlamento poi andrà avanti per la sua strada, io rifletterò su cosa fare di me. Ma ha poca importanza, scusate, bisognerebbe cercare... No, ha molta importanza, signor Sindaco, ha molta importanza. Le dico, noi con i pochi risparmi che abbiamo andremo giù a Roma, con gli ultimi risparmi che abbiamo andremo giù a Roma a dirlo ai suoi colleghi, le diamo onore di essere qua anche oggi, però vogliamo un atto forte, vogliamo che lei lo scriva nella lettera, minacciando, perché è l'ultima opzione che ci resta, i suoi colleghi a Roma di un atto forte. Noi le daremo atto se lei farà questo, altrimenti resteranno solo parole. Va bene, faremo quello che sarà possibile. Allora, c'è un impegno qua davanti a noi, Sindaco. Farò quello che sarà. Cioè, mi dica cosa farà, per favore. Non lo so. Mando questa lettera e faccio in modo che per quello che posso, che il governo vi riceva. Guardate che non è cosa da poco, perché una volta che il decreto è stato convertito in legge, è legge, quindi voi dite, ma Sindaco, se il Parlamento va avanti per la sua strada e non ascolta un appello che lei ha fatto a nome dei cittadini, mi riserverò degli atti forti. Noi vogliamo degli atti forti. Però ora non sono abituato a splatterare davanti a... Vogliamo un atto forte. Mi dà la promessa di un atto forte? Farò una... Bene, arrivederci. Posso? Aspettate, gli uomini si danno la mano, mi permetta. Lei farà un atto forte? È una promessa? Farò un atto forte. È una promessa? Davanti a me, davanti a tutti. Però torneremo, grazie. Attenzione, io però sindaco, che voglio essere chiaro, rispondo a voi, rispondo a un consiglio comunale, rispondo a un'intera città. Quindi calma. Noi vorremmo che lei rispondesse prima alla sua coscienza. Ho sempre cercato di farlo. Bene, noi aspettiamo atti forti. Guardi che io su questo ho sempre cercato di farlo. Bene, aspettiamo atti forti come la sua parola. Cercherò di fare un atto significativo. Tutto questo è fatto per indebolire il Veneto. Buon arrivederci. A lei, grazie ancora. Adesso il PD. Ma non è solo il PD, ragazzi. Poi io non devo fare cosa, ma almeno le volume di fare 8 su quelli, così di gente. Anche Pagliozzo, girato.